chiusa la partita delle ordinanze con le norme per sagre e fiere, così Zaia che preme anche per l'apertura dei confini. Non siamo gli untori dell'Europa, dice il governatore. Fare previsioni sul contagio ad ottobre è da dementi, durissimo il primario della rianimazione Nevalsi che annuncia la creazione di una banca dati sulle terapie intensive di tutto il Veneto. Il Consiglio dei Ministri contro la legge regionale che istituisce a Treviso un corso di laurea in medicina e chirurgia in accordo con l'Università di Padova. Zaia, un fulmine a ciel sereno. E lo scalo trevigiano si ferma fino ad ottobre, preoccupazione dei sindacati per la tenuta occupazionale, mentre il presidente di Unioncamere Pozza ipotizza che sia difficile una riapertura ad ottobre. Regionali, trovata l'intesa, il candidato per il centro-sinistra sarà il vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni, la conferma dal segretario regionale del PD Bisato. Ultimo giorno di scuola, tra iniziative singolari e polemiche, 3 comuni dell'Alta Padovana organizzano il saluto dei ragazzi di quinta e terza media in sicurezza. Loreggia festeggia al parco. Tragedia in Svizzera, Emilio Sacchette, 52 anni, originario di Longarone, muore schiacciato da un montacarichi nel ristorante dove lavorava come responsabile eventi. Dramma a Borso del Grappa, muore giovane di 23 anni, a ritrovare il suo corpo privo di vita l'amico che lo ospitava in casa propria. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'aggiornamento dei dati sull'epidemia da coronavirus diffusi poco fa dall'azienda Zero. I dati sono raffrontati a quelli di ieri alle 17, quindi l'andamento dei contagi nelle ultime 24 ore. In Veneto risultano 4 nuovi casi di positività al Covid a fronte di 13.099 tamponi che sono stati effettuati in queste ultime 24 ore. Il totale delle vittime sale invece da questa mattina a questa sera di 9 unità, quindi 9 persone sono decedute negli ospedali del Veneto. Come dato cumulativo ad oggi ci sono 19.174 casi totali di positività dall'inizio dei contagi, di cui 1.229 al momento positivi. Il dato complessivo dei deceduti in Veneto sale a 1.385, sale anche il numero dei guariti che raggiunge quota 16.007. Per quanto riguarda la situazione degli ospedali, quindi la pressione negli ospedali veneti, i dati testimoniano che sono stati ci sono state ulteriori dimissioni con un totale di 3.418 pazienti dimessi, mentre quelli tuttora ricoverati sono 347, dei quali solo 96 positivi. Nella terapia intensive sono ancora 20 pazienti ricoverati, dei quali 2 ancora positivi al virus. E di fronte all'andamento della curva dei contagi preme per l'apertura dei confini il governatore Zaia, appellandosi ai governi, in particolare a quello austriaco. Non siamo gli untori dell'Europa, dice. Si apre anche un fronte istituzionale. È stata infatti impugnata dal governo la norma che ha istituito il nuovo corso di medicina a Treviso. Sentiamo. Noi abbiamo avuto il demerito, o meglio la sfortuna, ma anche il grande merito di aver provato il coronavirus in nome e per conto del resto del mondo occidentale. Siamo stati i primi. Noi non siamo gli untori d'Europa. Di fronte alla titubanza, se non riluttanza di tanti paesi, il governatore Zaia torna sul fronte caldo dell'apertura delle frontiere, cruciale per il primo comparto veneto, quello turistico. L'appello soprattutto ai vicini austriaci è forte e chiaro, la polemica con i palazzi di Vienna tutt'altro che velata. Massima responsabilità, però le frontiere vanno aperte. Ancora non c'è nessun segnale, è inammissibile, è incomprensibile che i fratelli austriaci che fanno parte della nostra famiglia, ormai c'è un unicum, no, con queste comunità. L'Austria è una di quelle, come la Germania. Pensare che abbiano dei governanti che invece remano contro
vuol dire che non hanno neanche capito, in barba al contratto sociale e alle idee di Rousseau, non hanno neanche capito cosa voglia dire rappresentare i propri cittadini. Insomma, il concetto per Zaia è uno solo, ovvero che il Veneto ora è sicuro. Lo dice la curva del contagio, lo conferma il modello matematico regionale elaborato in house. Quando si dice no, in house, qua c'è proprio veramente in house, qua non c'è proprio nulla venuto da fuori, e direi che funziona, perché se ci pensate, il modello che avevamo a febbraio, vi ricordate che vi dicevo avremmo gli ultimi pazienti residuali alla volta dei primi di luglio, ma accadrà proprio questo, che avremo 1, 2, 3 pazienti verso fine giugno, ma diciamo la grande scrematura sta avvenendo ed è anche avvenuta in buona parte. Anche per questo Zaia conferma per metà giugno l'intenzione di riaprire discoteche, sale da gioco, teatri e cinema. Per tutto il resto, come le fiere e i grandi eventi, l'orizzonte potrebbe essere la fine del mese. Io direi che se riusciamo, se i dati epidemiologici vanno nella direzione giusta, di chiudere la partita delle autorizzazioni per fine giugno. E c'è un fronte politico interno dopo le parole di Pierluigi Bersani, secondo cui se il centrodestra fosse stato al governo i cimiteri non sarebbero bastati. Ovviamente il riferimento è alle vittime del Covid. Spero che sia solo un'infelice uscita. Dopo, sapete, in Veneto c'è un detto, prima di parlare tasi, e penso che sia sempre buon adagio. E nel pomeriggio si è aperto anche un fronte istituzionale dopo che il governo ha impugnato la norma istitutiva del corso di laurea in medicina a Treviso. Noi andiamo comunque avanti e difenderemo la nostra legge, ha detto il governatore Zaia, rivendicando la legittimità dell'iter. Intanto un'altra polemica tra Roma e Venezia è servita. È presente al punto stampa del presidente Zaia oggi il professor Navalesi, direttore dell'Istituto di Anestesia e Rianimazione Ospedaliera di Padova, ha detto che circa il possibile ripresentarsi di un contagio in ottobre, dice: chiunque faccia previsioni per me è un demente. Sentiamo. È una cosa che io non avevo mai visto prima e spero di non rivedere più. A parlare nel corso della conferenza stampa quotidiana è colui che il presidente Zaia ha definito l'uomo delle terapie intensive, colui che ha combattuto con il virus giorno dopo giorno. Mi sentivo tutti i giorni coi colleghi di Milano, che stavano una settimana avanti a noi, non so se poi avanti è il termine giusto, forse peggio di noi, e abbiamo cercato di fare tesoro della loro esperienza, delle loro difficoltà e devo dire prendere in considerazione quell'esempio. E giorno dopo giorno il Veneto oggi può fare un sospiro di sollievo. Oggi i pazienti positivi al Covid ricoverati in rianimazione in tutta la regione sono 2. I pazienti che hanno avuto il Covid, sia positivi che negativi, sono 20. Quindi abbiamo 18 pazienti che sono stati Covid e sono ancora ricoverati per sequele della malattia e 2 pazienti che hanno ancora la malattia in fase acuta. Stando a questi numeri, evidenzia Navalesi, il virus si può definire clinicamente morto e la situazione sotto controllo. L'impatto clinico, almeno sulle terapie intensive, oggi è molto modesto. Sta scendendo anche sugli altri reparti e quindi quella frase va letta, quell'avverbio va letto per quello che è il suo significato. Io conosco Alberto Zangrillo, un uomo intelligente, e non penso che abbia detto "bon, finito, non ci pensiamo più". Guardi che l'hanno vissuto un problema grande come una casa e lo sanno, però siamo più pronti di prima e lo affronteremo se si ripresenterà. Non sappiamo cosa succederà a ottobre, però mi permetta, sarà molto più facile a ottobre di quanto non è stato a febbraio. Fare previsioni però è troppo difficile al momento. Chiunque oggi faccia una previsione su quello che succederà a ottobre, per me è un demente. Perché siccome è come lanciare una monetina in aria, io non mi gioco la mia credibilità sul 50% di probabilità, perché quello è. Se chiede a me, stante il mio inguaribile ottimismo nella vita, perché sono stato un uomo fortunato e quindi vedo tutto rosa, no. E restando in tema di sanità, è critico con la giunta regionale il PD del Veneto, stop al taglio dei posti letto, denunciano i consiglieri democratici nel piano dell'epidemia del Covid-19. Sentiamo.
La giunta regionale decide di ridurre i posti letto per le lungodegenze negli ospedali pubblici del Veneto senza il parere della Commissione Sanità e senza dibattito in Consiglio regionale. Lo denunciano i consiglieri del Partito Democratico. Questa emergenza ha messo in luce che bisogna potenziare il numero di posti letto ospedalieri e anche le lungodegenze e non ridurle. Quindi chiediamo alla Giunta di sospendere questa decisione, di aprire un confronto in Consiglio sulla programmazione e soprattutto di guardare al dopo virus potenziando sia i posti letto in ospedale che i posti letto e l'assistenza nel territorio. La Giunta non avrebbe che applicato le schede ospedaliere regionali risalenti però a prima dell'emergenza coronavirus. La realtà è cambiata, inoltre fanno notare dal PD, per statuto regionale le delibere di programmazione devono avere il parere, seppure non vincolante, della relativa commissione. Una delibera che incide sul numero dei posti letto, sulla articolazione interna delle strutture ospedaliere, su quello che è il cuore del servizio sociosanitario regionale, non può non arrivare in commissione. Voi dite non è nemmeno un problema di costi, perché ci spieghi? Perché già nel primo decreto erano stati assegnati al Veneto oltre 100 milioni, con quello del cosiddetto rilancio ne vengono assegnati altri 100 e poi non dimentichiamoci che ci sono i 3 miliardi che potrebbero arrivare al Veneto con i fondi del MES europei. Ed ora torniamo a parlare dell'aeroporto Canova di Treviso. Abbiamo dato già ieri la notizia, naturalmente non mancano le reazioni, per molti si tratta di una decisione dolorosa ma economicamente giusta. Naturalmente c'è molta preoccupazione soprattutto per le categorie economiche che temono che il rinvio della riapertura ad ottobre non sarà possibile. Sentiamo. Questa è la legge del mercato. In un'impresa tu fai i conti, entrate, uscite e costi e metti a frutto il massimo e poi ti puoi sviluppare. Sta tutta qui la motivazione che ha spinto Save a tenere chiuso l'aeroporto Canova di Treviso. A spiegarla a malincuore il presidente della Camera di Commercio trevigiana, ben sapendo che sulla base di questo ragionamento non si può dar torto al presidente Marchi. Se non riparte il turismo l'aeroporto probabilmente non può avere un'apertura, assolutamente. Ci sono delle condizioni perché apra. Ma questo è da vedersi quanto riprenderà e in che tempi riprenderà l'afflusso dei turisti nella nostra provincia. Ma ci sono anche altri conti da fare, sono quelli dei dipendenti e delle attività attorno all'aeroporto. Non a caso i sindacati hanno già chiesto un incontro al presidente di Save sul futuro dei 700 lavoratori che operano a vario titolo al Canova, mentre anche la regione non nasconde una certa preoccupazione per l'intera struttura di San Giuseppe. Ora che siamo in mancanza dell'aeroporto ci rendiamo conto di cosa significa l'indotto e lo abbiamo visto sui numeri proprio delle presenze turistiche nella Marca. Insomma il Canova non riapre per le mancate presenze turistiche in Veneto che non coprono le potenzialità del Marco Polo, ma se non si atterra a Treviso ne risente tutto il settore turistico della Marca. Marchi ha rassicurato il sindaco Conte che il piano di investimenti su Treviso non cambierà, ma molti stanno già interpretando questo stop come l'avvio del cambio di destinazione d'uso dell'aviosuperficie da traffico passeggeri a traffico merci. Meno voli ma più traffico su gomma lungo Noalese, tangenziale e strade contermini, con magari un occhio alla vicina ferrovia da trasformare in scalo intermodale. In fondo vecchi progetti legati alla Treviso Servizi. Ma si sa, a volte il passato può diventare modernissimo e da ottobre vedremo se questa sarà la sorte dell'aeroporto di Treviso. La politica ora sarà Arturo Lorenzoni, il candidato unitario del centro-sinistra alle prossime elezioni regionali. A ribadirlo il segretario regionale del PD, il padovano Alessandro Bisato. Io sono a confermare che Arturo Lorenzoni sarà il candidato alla presidenza della Regione del Veneto per il centro-sinistra e quindi anche per il Partito Democratico. Ora si parte dunque. Sabato verrà presentata la coalizione a sostegno di Arturo Lorenzoni, coalizione in cui, ci conferma il segretario Dem Bisato, il Partito Democratico avrà un ruolo chiave. Pandemia, emergenza e lockdown hanno sorpreso tutti a pochi giorni dall'investitura di Arturo Lorenzoni a candidato presidente della Regione Veneto. Ora i tempi sono cambiati, c'è stato bisogno di una verifica interna al partito, ma le posizioni sono immutate. È successo che la decisione in direzione regionale l'avevamo presa proprio qualche giorno prima della partenza di questa pandemia, di questa chiusura generale in conseguenza di Covid. Naturalmente l'attenzione è stata sull'emergenza sanitaria,
passata questa emergenza, o comunque il tentativo è quello di ritornare a una vita sociale adeguata, pur con tutti i problemi del caso, io ho ritenuto di dover fare una verifica interna per capire se le condizioni erano quelle date in allora o se era cambiato qualcosa. La decisione finale assunta, sentito le parti di riferimento del partito, è quella di continuare su quella riga. Anche la politica e la campagna elettorale devono ripartire. Io dico che adesso va messo in campo tutta la buona volontà possibile e immaginabile, anche un po' di sana veemenza nel portare avanti le nostre istanze, e questo attiene ai partiti che compongono la coalizione, ma anche al candidato presidente. Lavoro, sanità, trasporti e sociale. Questi i temi a cui i cittadini chiedono risposte. Saper interpretare istanze, tante istanze che provengono da un Veneto anche profondo. È vero, la situazione è difficile, ma non è impossibile. Non è impossibile perché noi dobbiamo pensare che ci sono tante parti della società che si aspettano risposte alternative, nuove. Oggi si avvicina l'ultimo giorno di scuola, per quelli che hanno la settimana corta lo è stato oggi, per gli altri lo sarà domani, ma non per gli alunni delle classi terze e quarte delle scuole professionali del Veneto, che rientrano in classe per un'intera settimana per preparare al meglio gli esami di qualifica e l'esame di diploma. Un ritorno sui banchi dopo le lezioni a distanza di tutto il periodo da quando è scoppiata l'epidemia di Covid-19, un ritorno sui banchi, dicevamo, che è rivolto ad una platea potenziale di 6.217 studenti, 5.544 allievi del terzo anno ordinario, 508 del terzo anno duale e 1.615 del quarto anno duale. Questi studenti potranno beneficiare prima del 30 di giugno, termine dell'attività formativa, di una settimana di ripasso e approfondimento in classe in vista dell'esame. Vediamo invece il servizio che è stato realizzato oggi dalla nostra redazione a Bassano con gli studenti che hanno festeggiato oggi l'ultimo giorno di scuola nell'impossibilità di incontrarsi in classe per un ultimo saluto prima delle vacanze, dopo tanti mesi di video lezioni che sono state mal digerite dagli studenti. Sentiamo. Ultimo giorno di scuola e ragazzi ancora impegnati con le video lezioni, la cosiddetta DAD, la didattica a distanza, fino all'ultimo minuto. Pochi ragazzi a spasso per il centro, specie tra i più grandicelli, qualcuno in più tra gli scolari della primaria, che evidentemente hanno concluso le lezioni un po' in anticipo. L'amarezza di non aver potuto salutare amici e colleghi è grande anche tra i genitori. Tra l'altro sono anche professore, quindi è stata dura farlo e oggi manca davvero l'ultimo giorno di scuola, mancano i colleghi, i ragazzi. Difficile, ma ci impegniamo tutti, sia loro che noi genitori. Tra i bimbi la sensazione è simile, molte difficoltà all'inizio, con un modo nuovo di comunicare tra ragazzi e con gli insegnanti, tutto da imparare, ma col passare delle settimane il sistema è diventato più facile. Non potersi salutare in classe è un brutto ricordo che rimarrà a lungo tra gli studenti. Mi è piaciuto lavorare sul computer, resto. La cosa brutta magari è essere da soli. Sì, essere da soli e non andare a scuola. È difficile da casa. All'inizio sì, adesso mi sono abituata. Ti mancano però un po' i compagni in classe? Sì, molto. La materia che ti sei trovata meglio a fare da casa? Storia. Che classe fai? Quinta. Ti spiace non poter vedere i tuoi compagni a scuola l'ultimo giorno? Sì, per 2 mesi, 3 mesi senza vedere. È stato difficile da casa seguire le lezioni? Diciamo. Qual è la materia che ti è piaciuta di più fare da casa? Italiano. Che classe fai? Quinta. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco, linea alla regia. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Tra i tanti settori che non sono ancora ripartiti c'è quello della congressualistica, un comparto che al momento non sa nemmeno quando sarà possibile ripartire. Sentiamo. In questo momento io, come tutti i provider d'Italia, a parte forse quelli della Sicilia,
non abbiamo prospettive, nel senso che stiamo aspettando un cenno o dalla regione o dal governo che pare si sia dimenticato completamente della nostra categoria. Luciana Bilotti è una provider, organizza convegni in ambito medico-scientifico e accreditata presso il Ministero della Salute, perché questi eventi valgono anche per la formazione professionale. Da marzo lei, come tutto il comparto congressuale, è fermo, una paralisi che non vede all'orizzonte uno sblocco. Se lei chiede agli hotel cosa ne pensano, le diranno quello che le sto dicendo io, che è un po' una disperazione. Ecco, ma non solo gli hotel, pensi ai catering per esempio, e anche ai ristoranti. E poi i congressisti girano per la città, quando i congressi sono di 2 o 3 giorni, chiaramente fanno acquisti, vanno alle mostre, insomma, secondo me è un settore importante che è stato trascurato completamente. I benefici sul territorio dei congressi è di circa 300 euro al giorno per ogni partecipante. L'importante ora è ripartire con un appello al governo perché tolga il divieto di partecipazione ai congressi al personale sanitario. Iniziare a pensare anche a noi, magari riflettendo prima su i corsi più piccoli, i meeting, gli incontri che possono essere di 50 o anche aprendo fino a 100 persone, perché ci sono le strutture anche negli hotel che permettono quindi il distanziamento e tutto quello che serve, insomma, per evitare contagi. Ed ora la cronaca, con una tragedia sul lavoro verificatasi oggi in Svizzera, a perdere la vita un cittadino di Longarone di 52 anni. L'uomo lavorava come cameriere in un grande albergo nel centro di Zurigo. Stava concludendo il servizio per un banchetto celebrato nel ristorante di un grande albergo nel cuore di Zurigo quando la fune che reggeva il montacarichi utilizzato per il trasporto delle stoviglie si è spezzata, travolgendolo. Emilio Sacchet aveva 52 anni, originario di Longarone, da tempo lavorava e viveva in Svizzera. La notizia della sua morte è arrivata questa mattina ai genitori che vivono in piazza Umberto I e al fratello Alessandro, noto architetto di Belluno. È lui a riferire le circostanze della tragedia, sulla quale la polizia di Zurigo ha avviato indagini per individuare eventuali responsabilità. Le restrizioni imposte da Covid impediscono al momento alla famiglia di raggiungere Zurigo. Servirà un atto ufficiale che dovrà emettere la procura locale non prima della prossima settimana e servirà come lascia passare. Sconvolto il sindaco di Longarone, nella sua pagina di Facebook il suo saluto straziante a un amico di sempre. Ci ha lasciato un amico, un vulcano di idee e di entusiasmo, un milanista doc, scrive Roberto Padrin. Ci mancherà la tua risata e il tuo stare in compagnia, ci mancheranno le nostre gite a Milano a tifare la nostra squadra del cuore. Te ne sei andato troppo presto, ma sappi che ti abbiamo apprezzato e voluto bene. E dramma a Borso del Grappa, morto nel sonno un ragazzo di 23 anni. È avvolta nel mistero la morte di un giovane di 23 anni, Matteo Martin, che dopo una lite è andato a dormire nell'abitazione di via Molini a Borso del Grappa, ospitato a casa di un amico. I due avevano trascorso la serata guardando la televisione e poco dopo si erano coricati. Di stamattina, attorno alle 9, la scioccante sorpresa nel vedere che Matteo non si svegliava. È stato proprio l'amico a dare l'allarme al 118 di Crespano, i cui sanitari sono giunti immediati sul posto, non potendo fare altro che constatare il decesso del giovane per arresto cardiaco. Sconforto da parte di un'intera comunità a Borso del Grappa, anche se il giovane risiedeva a Romano de Zelino in via Mardignon soltanto dal 2017, di rientro dal Regno Unito, dove era iscritto nel registro dell'EIRE, anagrafe italiani residenti all'estero. Questa mattina mi sono subito sentito con Simone Bontorini, mio collega di Romano, per esprimere il mio cordoglio, il cordoglio dell'intera comunità di Borso. E siamo amareggiati, molto amareggiati, e non abbiamo parole. Dal pomeriggio ho incontrato appunto la famiglia che ospitava Matteo e una famiglia distrutta che in questo momento si sta interrogando su tantissime cose, come possiamo ben tutti immaginare e capire. Intervenuti sul posto anche i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa, che hanno escluso la presenza di farmaci o altre sostanze. Starà ora all'autopsia a pronunciarsi definitivamente sulle cause del decesso, che a tuttora sembrerebbero essere naturali.
Ancora cronaca dal veneziano, non aveva esitato a rubare nei negozi, alcuni dei quali chiusi ai primi giorni di marzo in pieno dell'emergenza sanitaria per il coronavirus. Un ventenne di Chioggia è stato arrestato dai carabinieri. Sempre odiosi i furti, questi ancora di più perché commessi nel periodo dell'emergenza sanitaria. A Chioggia i carabinieri hanno individuato il presunto autore di 5 colpi, un ventenne della città sottoposto agli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruito, il giovane, noto ai militari, sarebbe entrato in 5 esercizi commerciali, un panificio, una sanitaria, una cartolibreria e in centri estetici, approfittando del buio della notte tra il 1 e il 12 marzo, i giorni in cui l'Italia chiudeva per lockdown. Durante i furti il giovane, incastrato dalle immediate segnalazioni delle vittime e dal riscontro di alcune impronte digitali, avrebbe rubato 570 euro in contanti, un cellulare, 500 gratta e vinci per un totale di 3.500 euro. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Ci attende un weekend con tempo instabile. Sabato insisterà una certa variabilità e poi domenica l'arrivo di una nuova perturbazione. Vediamo intanto il dettaglio del 6 giugno. Sul Veneto al mattino avremo qualche rovescio sui monti alternato a pause asciutte e soleggiate. Dal pomeriggio però non si esclude qualche acquazzone anche sui restanti settori della nostra regione. Temperature fino a 17 gradi per quanto riguarda le minime, le massime invece oscilleranno tra i 20 e i 27 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tempo via via più instabile, inizialmente qualche schiarita, poi precipitazioni piuttosto diffuse. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime comprese invece tra i 22 e i 24 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove lo scenario sarà decisamente simile, con più sole nella prima parte della giornata e con piogge frequenti nel pomeriggio e in serata. Temperature minime sui 13-14 gradi, massime invece fino a 26 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.